Un'altra aggressione nell'ospedale All'Angelo. Verso le 8:30 le forze dell'ordine sono intervenute nella sala d'attesa del pronto soccorso Mestrino per calmare un paziente cinquantenne di origine straniera che aveva dato in escandescenze minacciando e aggredendo verbalmente gli operatori sanitari, esibendo anche uno scalpello poi riposto nello zaino. Un episodio che avviene a pochi giorni di distanza da quello di domenica scorsa, ma che, specifica la direttrice della struttura, è molto diverso. Un evento decisamente diverso da quello di domenica. Allora, il paziente era qui da noi da ieri all'1:30, è un paziente che abbiamo valutato per patologie di tipo respiratorio, è però un paziente psichiatrico e quindi come tale ha avuto anche delle reazioni che vediamo spesso nei pazienti psichiatrici. Lui è stato da noi tutta la notte, stamattina era in fase di dimissione, c'è stato questo momento in cui lui ha avuto degli atteggiamenti verbali nei confronti del personale piuttosto aggressivi, ma che ci stanno nel quadro della sua patologia. L'uomo non voleva andarsene per via del freddo e perché evidentemente si sentiva più sicuro a restare lì. Non abbiamo avuto danni di alcun genere, gli operatori hanno saputo gestire benissimo anche perché non c'è stato sostanzialmente niente di particolarmente grave, per cui tutto nella norma. Il cinquantenne, di cui non risultano precedenti accessi, è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. La direzione però evidenzia l'importanza del protocollo siglato con le forze dell'ordine. Il personale è sicuramente molto più allerta, lo stiamo anche preparando perché abbiamo fatto tutta una serie di formazioni relative all'approccio al paziente che ha un atteggiamento aggressivo, violento. È chiaro che c'è un altro aspetto che è quello della collaborazione con le forze dell'ordine che si è intensificata, motivo per cui abbiamo comunque un protocollo che prevede che noi li allertiamo prima che ci troviamo in una situazione molto grave, quello che è successo stamattina, per cui loro sono stati chiamati in via anche preventiva, nel senso che loro arrivano, è sicuramente un rinforzo per gli operatori di protezione, ma anche per i pazienti. Sulle aggressioni sempre più frequenti interviene ancora una volta il sindacato. È una situazione che ormai sta andando fuori controllo. Da parte della UIL la massima solidarietà al personale, a chi ci lavora, a chi sta dando l'anima per salvarci la vita, non dimenticando i momenti esemplari di questo personale e nello stesso tempo chiediamo all'istituzione di mettere più controlli, più carabinieri, più attenzione in questo mondo che sta cambiando e purtroppo fa diventare aggressive le persone.